Scatman's World. Eccoci qui pronti con Stefano. Che bello! Bene ragazzi, a tutti il commendatore veneziano, nuove sovraimpressioni. Me lo godo. Si gode, si gode, si gode. Sta piovendo. Piove a Leicester. Andiamo a vedere una classifica così non la ricordo più. Per un po' che non gioco ragazzi, un po' di casino, un po' di influenza. Premier League, fantastica, fantastica. It's fantastic, come fantastic. Oh dai figlio, vediamo di fare una bella prestazione. Allora, ste cazzo le classifiche. Eccoci qua. Siamo quarti, cazzo. Bene, bene, bene. Punti, dai, siamo messi bene. Ottimo, quarto posto, vai che andiamo. Vai, l'unica roba che non capisco è perché dall'alto non si vedono le gocce di pioggia. Ragazzi, spiegatelo perché io non l'ho ancora capito. Però campo in pessime condizioni. King, tanti infortunati purtroppo. Musa ejetta. Subito per Fuchs, l'austriaco vuole. Vai Gray. Gray bellissimo per Marez, vai bravo Dorian Gray per Marez. Marez, il Leicester può punire. Calcio d'angolo. La toccata per ultima al difensore e dunque calcio d'angolo. Troppo sul portiere forse. Però c'è casino. C'è casino. Calcio d'angolo. Anche sugli angoli Leicester è temibilissimo come l'anno scorso. Di testa ancora, gol! No! Gol, 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 gol! Gol di Vardy! Incredibile, incredibile Leicester! Jimmy Vardy! Mamma mia ragazzi, mamma mia. Bravissimi, bravissimo Leicester. Buono, ottimo intervento. Buono. Vai Marez. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure. Bellissimo per Vardy. Bellissima giocata. Ancora Vardy. Vardy spettacolo per Musa. Super Leicester. Musa e getta 2-0 Leicester. Ma cosa ha fatto Vardy? Mamma mia, spettacolo, spettacolo al King Power Stadium. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Gardner. Oh la 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 la. Go come go. Sentite, veramente dopo Ranieri ragazzi. È amato anche questo allenatore italiano. C'è la touche. Guarda come ballano, guarda come ballano. E ancora Fuchs. Fuchs, vede Vardy ancora, sontuoso Leicester adesso, sontuoso. Devo passare perché non ce la faccio. Dorian Gray fuori, non me la sentivo ritirare, ho sbagliato. Il Cume... No! Che errore! Mamma mia. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Cross che va a vuoto, palla alla difesa. Attenzione, bravissimo Mendy, mamma mia come stiamo giocando bene. Marez. Buona azione qua di West Brom, cerchiamo di fare un clean sheet per piacere. Fuori. Che occasione sprecata. Vabbè, uno dei cambi adesso, ma ormai insomma un po' tardi per i cambi. James, bello. Fermano la manovra avversaria. Jacob. Ancora 3 minuti da giocare. Allora, anche lo sponsor tag gol, fantastico. Mamma mia, stupendo. King. Vardy. Bravo Vardy per James Bond. Vai James Bond. James Bond. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. James Bond. Piccolo, ecco il tiro. Calcio d'angolo, è finita comunque grande 2-0. Possiamo puntare a tutto, fioi. Musa. Sarà un progetto molto veloce all'estero perché voglio cambiare tanti campionati, voglio provare. Voglio andare anche in Giappone, cazzo. Raga, finisce qua. Raga, siamo contro il Chelsea, contro il Watford di Mazzarri. E soprattutto siamo 2 punti, siamo terzi a 2 punti al primo posto, cioè il City è primo.
Vai. Watford, Leicester City, al Vicarage Road. Proseguire la loro marcia verso le prime posizioni, speriamo solo che l'aria che si respira in vetta non gli dia la testa. Vediamo Ma come stai scendono in buono. campo i padroni di casa. Scendono in campo con un 5-3-2 piuttosto coperto, o almeno questa è l'impressione che se ne ricava a giudicare. Molto bene, Fuchs. Sempre. No, qua fa un errore Fuchs, ai, mamma mia. Però Fuchs è un giocatore veramente importante, è un giocatore che tira sempre quantità e qualità. Musa e getta. Bravo Musa e getta, mamma mia, come è migliorato Musa e getta. Buono il recupero, possono ricominciare. Quanto amo sta maglia rossa dell'Leicester che me la compro forse. Riflettori puntati su di lui per questo match, è un giocatore che può fare sicuramente la differenza quando è in giocata. Sì. Beh, è un giocatore con una tecnica, un controllo di palla che gli consentono di Bravo. saltare gli avversari come dei rili quando è in giornata. Vai Vardy, bravissimo Vardy per Musa. No, qua sbaglio io, dai, calma. Occhio al suo movimento. Bravo. Bravissimo. Oddio no, si è rotto Musa. Musa e getta si è rotto. Ma puttana troia. Albrighton allora, ma Dio Cristo però. Tanti infortuni quest'anno, Non sia niente di grave. Palla 2 dunque, con l'arbitro che rimetterà. Ma perché la mette? Ma vaffanculo. Vedremo se ci sarà del fair play in campo e se verrà restituita alla squadra avversaria. Ecco, no ste cagate però, no ste cagatone. Vai Fuchs. Albrighton. Molto bene per Gray. Bravissimi ancora. Niente, siamo sfigati oggi, Igalo. Ocio. Ottimo il tocco. Bravissimo. No! Ok, roba nostra. Grande contrasto qui. Dini. Gol del Watford. Arriva il primo gol dell'incontro. L'ho vista subito, questa partita è nata malissimo. Calma. Simpson. Gran calma, Fioi. Sfuma dunque l'azione d'attacco. Grande calma. Vai Gray. L'arbitro ferma il gioco per consentire No, anche me. No. La crisi continua, ragazzi. Adesso sono cazzi. Un altro infortunio. Mamma mia, che crisi. Deve arrivare presto Gennaro, fare un bel po' di colpi. Vedremo se ci sarà del fair play in campo. No, spaventoso. Anche Mendy e Musa, la doppia M. Fuori. Per infortunio. Dobbiamo essere più forti di tutto, ragazzi. Vai Vardy. Lo dobbiamo ribaltare, almeno questo chiedo. Vai Vardy, bravissimo Vardy. E dopo però è fermato. Dai! Amartey, non so la pronuncia. Amartey. No, bello questo. Hanno gettato al vento questa rimessa, regalando il pallone agli avversari. Marez, ma non me lo può. No. Mi dispiace, non è mai fallo. Mamma mia, 63esimo, il tempo scorre. I minuti scorrono veloci. Vai Marez. Bellissimo. Questa nazione è degna del miglior Cume. Vai Marez, questo deve essere il pareggio al 99%. Ecco una merda. Vai Gray. Marez. No, chi era? Dai che sui corner siamo forti. Ah, niente da fare. Non gira nulla oggi, non giura nulla. Il buon Mazzari c'ha di tutti i giocatori e poi va a vincere in maniera molto fastidiosa. Sono 3 punti, no persi, strapersi. Punta l'area. La prossima è contro l'Olympique Lyonnais in UEFA Champions League. Decisamente un brutto cross calibrato male. Dai, proviamoci. Vai Vardy. Vardy se ne va di gran carriera. Basta! Attenzione, potrebbe anche arrivare un cartellino. Basta con questi falli però. E viene dunque inserito fra i cattivi, cartellino giallo per lui. Mamma mia, oh, Cristo santo, basta con questi falli. Vai Simpson. Bravissimo Simpson per King.
C'è un po' d'ansia, c'è un po' d'ansia. Interrompono bene l'azione. Sostanziale l'equilibrio fin qui. Ah, rimessa loro anche. Bisogna vedere come viene Ma vai a cagare, va. però. Ancora un quarto d'ora da giocare. Guarda, tutto è bene, va. Tutto è bene. Occhio al suo movimento. Bravo. Palla schizza via dopo il contrasto. Ha sbagliato il disimpegno regalando la rimessa con le mani. Ole Bass. Dai ragazzi, almeno il pareggio, fa almeno un punticino. Anche un punto può essere importante, ma non così. No dai, va, è andata un po' di culo, ma è andata, vai Marez. Ma perché nessuno scatta? Ma dai. 80esimo è finita. Siamo nei minuti finali, partita ancora aperta, ogni errore può essere decisivo. Bisogna fare un miracolo sportivo. Siamo entrati negli ultimi 8 minuti di gara. Guadagna metri. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione. No, non me l'aspettavo la sconfitta qua con il Watford del Mazza. Albrighton. 5 minuti alla fine. Buono. Ancora in vantaggio di un... Vai Gray, vai Doriano. Vai Doriano. No, come me l'ha preso. Ma vaffanculo, va. Capisce che questo è il momento. Qui questo è il momento di... allora continua a incitare la squadra. C'è un frastuono tale da far venire giù lo stadio, vedremo. Niente, tutti in avanti siamo ormai. Ai ai ai. Attenzione, occasione. Palo, attenzione. Questo è il segno. Attacco totale, andiamo a pareggiarla. Questo è il segno, ragazzi. Questo è il segno, lo so. Questo è il segno, lo so. Il Cube non sbaglia mai quando parla, dai. Non ci credo, peccato. 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 Dai, l'ultima chance. Niente, lo sbaglio. Niente. La squadra oggi non c'è. Che schifo, madonna. C'è spazio per andare. Comoda uscita del portiere. Finisce qua, vaffanculo. Benvenuti a questa ragazzi, siamo senza Musa, Drinkwater, Okazaki e Mendy. 4 uomini titolari fuori. Un disastro incredibile. In campionato siamo quarti a meno 4 da City. Se vinciamo questa però siamo qualificati agli ottavi di Champions. Speriamo bene. Vai Fioi. Dobbiamo vincere, andiamo a più 6, è fatta. Qui si sta rivelando un raggruppamento interessante. Speriamo di assistere a una bella sfida anche oggi. Ecco. Vediamo con l'aiuto della grafica Tolisso. Vai Marez. Marez dal nulla era il Marez. Mamma mia, grandissimo Marez. Punisce così la difesa francese, ma un gol proprio senza colpo a ferire. Ciao. Roba nostra. Bellissimo. Bellissimo, va il cuore mareziano. Il cuore mareziano. Rai Marez 2-0. Che cuore Marez, il classico cuore mareziano. 2-0, bravi. Ha trovato la porta con grande precisione, con un gol formidabile. Very compliment Leicester. Very compliment. Gol del Lione incredibile. Gol del Lione incredibile. La Casette ci punisce così. Il punteggio adesso. La Casette ci ha punito così. 2-1, stiamo attenti. C'è spazio per andare. Vai Marez. Bravo Marez. Hop. Occhio traversone. E finalmente c'è una bella... Dobbiamo stare molto attenti adesso. Noi siamo famosi per le rimonte subite. La Casette. Buon possesso palla. Cercando spazio. Ragazzi, sveglia. Traversone in area. Cross. Andiamo di difensiva, andiamo in contropiede. No. Buono il colpo col tacco. Potrebbe essere il gol del pareggio. Gol del Lione incredibile. Risultato che torna in parità. Erano sopra di 2 reti, ma Pazzesco secondo tempo. Partita dove tutto adesso è veramente possibile. Ancora una volta la 2-0, 2-2. Vai Gray. Supera facilmente il difensore. Vai Marez.
Occhio al tiro, una grandissima Incredibile, incredibile, non ho parole. palla Non che ho finisce parole. in corner. Che sfiga, però. Cioè, sti qua così dal nulla 2 gol. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Pazzesco, Beppe. Gunalon. Niente da fare. Qualcosa da dire al giocatore. Giallo però. L'arbitro non ha avuto dubbi qui, ammonizione. Il giocatore incassa di buon grado il giallo. Sono scioccato, era la qualificazione certa, adesso va fare almeno un punto nella prossima. Sì, pareggiamo. La Champions è così. Se la cava sotto Vai, pressione. capo. Dai, crediamoci, non è ancora detta. Occhio al suo movimento. No, come l'ha presa, incredibile. Che La manovra culo. interrotta senza problemi. Gelli. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Allora, sono scioccato, scusate se non commento, ma ho le palle girate abbastanza, Sergi Darder. La difesa recupera. Vediamo. Fallo, no, no, cosa vuoi? Francese di merda, dai. Situazione di parità quando manca poco da giocare. Tutti a caccia del lampo vincente. Beh, no. Punta l'area. Ma quella trota di tua mamma, che è una gran trota. Nessun problema. per Guarda la cosa difesa che buttiamo recupera. via, guarda cosa buttiamo via, non si crede. E il pallone se ne va via. James. Buono, vai capo. Vai, una chance. Vardy! 3-2! Torniamo davanti, grandissimo Vardy. Probabile dunque che questo possa essere Mamma mia. Me lo godo il piccolo Vardy. da parte della squadra avversaria. E adesso, Fioi, difesa a oltranza, voglio la qualificazione. Parcheggiamo il bus. Pesantissimo questo. Probabilmente hanno anche saputo approfittare di un momento di disattenzione degli avversari che ormai 89esimo. di concludere. Bravissimo. Mamma mia, il cuore mareziano. Il cuore mareziano, la spazza. Avversari a cercare il pallone giusto. Le indicazioni dell'allenatore sono buttare palloni lunghi in area. Evidentemente Che cuore, che cuore. l'abilità dei suoi attaccanti nel gioco aereo. Yes! Qualificati agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Devo solo capire se da primi o secondi, ma penso secondi. Rimango sotto il comandante veneziano. Ciao!